a voi casiti di Cristo innamorati, odio cantare sti fatti accaduti, più di 2000 anni sono passati, amici cari, fedeli e devoti, sentiti ora sto canto accorato, io conosco signori tanto amato. Giuda lo traditore l'ha basato e per 100 denari l'ha venduto. Gesù con sdegno viene incatenato, l'apostoli lo sempre hanno perduto, ma prima che lui aveva cantato, già Simon Petro l'ha rinnegato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto tuo petto, Gesù. Prima stazione, condanna a morte. Tagliati, amici cari, all'uaggio numero 1. Lo strascinare davanti a Pilato, senza cacciata o pure cerca aiuto. Lo pretore le mani s'ha lavato e dopo dici a senso risoluto. Dell'uomo popolo sarà deciso se campa o muore e mi levo un piso. Pilato domanda alla furia, come volete liberare Gesù di Nazaret o Barabba? Il popolo ha risposto: Libera Barabba! Libera Barabba! Libera Barabba! E sia Gesù di Nazaret è condannato a morire sopra la croce.
14ª stazione. Gesù venne messo dalla donna. Tagliate, amici cari, al bacio numero 14. Faccia serena e a vita eterna, dici con un sorriso, e chi due angelo do paradiso. 15ª stazione. Gesù abbrevisce. Tagliate, amici cari, al bacio numero 15. Lo sacrificio di Cristo beato, che per l'amore ne venne compiuto, è luce dall'oscuro del peccato, è la salvezza piccola creduto. Lassò con il suo esempio, lo Signore, una sola legge, chi dà dell'amore.
Strano, Alessandro, è formata da Claudio Spoto, oboe, Dario Laspina e Maria Ferlico, violini, Valeria Strano, viola, Marco Laudani, violoncello, Rosario Tomardo, contrabbasso, il mitico Gino Catanzaro, percussione, la splendida Federica Di Bella, flauto, traverso e voce. Brava! 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 E dulcis in fondo, nel caso di dirlo, il mitico Luigi Di Pinto. Unico! Tutto meritato. Se potete sedere, non abbiamo ancora finito, qualche altro minuto vi rubiamo, credo che ne sia valsa davvero la pena, perché adesso andiamo a sentire arte, bellezza, musica, qualcosa di straordinario. Stasera davvero un grandissimo evento per la città di Giarre, come giustamente aveva detto il sindaco, orgoglioso di ospitare questa stupenda manifestazione. Adesso io vorrei, ovviamente abbiamo qui il maestro Alessandro Strano, il maestro Cristallo, la presidente Giussi Rasello, la presidente della Ionia, e adesso mi tocca necessariamente dare il microfono a Luigi perché è il tuo momento, quello dei ringraziamenti. Vorrei sicuramente ti ho visto durante l'intervista, allora ti ho visto veramente emozionato durante tutta la rappresentazione, e anche quando dicevi amici cari, è vero. Sì, quello è un passaggio fondamentale, dalle ali alla pagina, eccetera, eccetera. Sì, Mario, io ti ringrazio e stai qua. Sì, due parole così in conclusione, che sono dovute, un ringraziamento, diciamo, vi voglio dire che ho creato questa opera 3 anni fa, circa in un momento particolare della mia vita, quindi ho dipinto i quadri, ho scritto queste parole e ho anche musicato, e oggi sono qui, ho anche l'opportunità insieme a tutti questi ragazzi di interpretarla, grazie anche all'amico Alberto, all'amico Giuseppe, al padre Nino che ci ha ospitati. E permettetemi una parola particolare per Giuseppe Cristallo, che anche per Giuseppina, l'orchestra Camera Ensemble che mi ha accompagnato. E ultimo, consentitemi 2 parole per questa dolce creatura che avete visto alla mia destra. Con lei invece ci siamo incrociati una decina d'anni fa, io sono andato a sentirla cantare e suonare, poi come spesso succede in Sicilia i ragazzi vanno al nord e anche lei è stata al nord ad insegnare, però circa 5 mesi fa ci siamo, sempre per motivi musicali, ci siamo incrociati nuovamente e abbiamo iniziato a collaborare. Una musicista dall'orecchio assoluto e da una memoria spettacolare. Avete visto che non ha usato spartiti, e è entrata in questo spettacolo veramente con amore, con dedizione, con il cuore, con passione, con impegno. Quindi per tutto questo, oltre, diciamo, ad essere una persona umilissima che sa ascoltare anche
ritengo che sia stata la perla che era necessaria per completare artisticamente questa rappresentazione a cui tutti oggi abbiamo assistito. Per questo vi chiedo un applauso speciale. Beh, chiudo prima di chiudere, c'è un mazzo di fiori per Federica, io, e un mazzo di fiori per Giuseppina. Consegnalo. Grazie Carmelina, grazie al service, all'uditorio, grazie Pino Panisi per le riprese, grazie Paolo Conti per le riprese, Maria Bella per la promozione, Mario Pafumi è stato giornalista perfetto per questa rappresentazione, perché però non posso esimermi dal ringraziare questo splendido pubblico, lasciamelo dire, perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Grazie perché siete qui e grazie perché avete ascoltato veramente con il cuore, con il religioso silenzio e ci avete trasmesso la vostra emozione. Grazie a tutti. A voi casiti di Cristo innamorati, odio cantare sti fatti accaduti,